eccoci qui al punto a Telefriuli con il sindaco di Campoformino, Erga Furlani, la cittadina del Trattato, come tutti sapete. Benvenuto sindaco. Buongiorno a tutti. Bene, buongiorno Furlani e via le robe. Allora, avete fatto delle convenzioni anche importanti col Comune di Udine, ma non solo, no, caro sindaco? Sì, abbiamo fatto, diciamo, in tempo già un po' meno recente la convenzione col Comune di Udine per la pista ciclabile fra Udine e Campoformido che arriverà nella frazione di Villa Primavera. In pratica è la ciclabile che prosegue quella del Cormor. E invece poi siamo già in fase di attuazione della ciclabile Campoformido Pozzuolo del Friuli. In pratica interesserà le frazioni di Basaldella e di Zugliano, poi si prolungherà fino a Pozzuolo e oltre, e quindi c'è questa convenzione con il comune di Pozzuolo del Friuli, e recentissimamente abbiamo stabilito una convenzione col comune di Pasian di Prato per la ciclabile Bressa-Colloredo di Prato, in maniera tale da chiudere l'anello di ciclabili che già passano per Colloredo di Prato, Pasian di Prato e arrivano fino a Bressa. Quindi Campoformino che ha l'attenzione all'ambiente e quindi anche a un tema molto, molto caro, mi pare anche ultimamente, proprio per i ciclisti, ma non solo, dal punto di vista ambientale è una cosa molto, molto bella, no? Avete messo mano, mi pare, anche alla viabilità normale, perché ho visto passando davanti al comune di Campoformio, poi ci sono dei lavori che finalmente cominciano a prendere corpo, no, caro sindaco? Sì, allora abbiamo dato l'avvio ai lavori della rotatoria sulla strada statale 13 e la strada che porta verso il centro abitato di Basaldella, la frazione di Basaldella. Era un'opera che era già stata iniziata dalle amministrazioni precedenti. Appena ci siamo insediati abbiamo voluto prendere un attimo in mano la situazione per vedere i progetti e che cosa si stava andando a realizzare. Comunque abbiamo dato avvio ai lavori e purtroppo adesso ci sono un po' di disagi perché appunto c'è una deviazione del traffico e speriamo che i lavori terminino nei 6 mesi che la ditta insomma, ha garantito e che ha richiesto come tempi. Si spera insomma, che stiano dentro i tempi perché insomma, i disagi che si sa quando si fanno dei lavori purtroppo bisogna sopportare Però qualcosa. dopo la viabilità sarà più fluida, Dovrebbe assolutamente essere più fluida perché l'uscita da via Basaldella, che è appunto la strada che porta alla frazione di Basaldella, era molto pericolosa e in effetti era sempre molto problematica, quindi dovrebbe anche rallentare un po' il traffico che entra a Campoformino, perché essendoci la rotatoria ha un diametro abbastanza ampio e quindi FVG Strade ci spiegava che dovrebbe rallentare anche abbastanza bene il traffico in maniera tale da passare il centro abitato di Campoformio in maniera un po' più lenta. bene, avete in mano qualcosa al piano del traffico? Avete idea? Perché mi pare che tempo fa avevi detto che qualcosa volevate in qualche modo fare. Allora, per quanto riguarda le tariffe a domanda individuale riguardanti la scuola, noi non abbiamo assolutamente ritoccato le tariffe. Sono rimaste tali e quali e sono tali e quali da veramente tanti anni. Abbiamo ridotto, scusate, non siamo riusciti a ridurre ulteriormente l'addizionale IRPEF come in realtà volevamo, perché abbiamo pensato che l'anno 2020 purtroppo è stato un anno molto difficile e quindi abbiamo mantenuto costante, seppur avendole ridotte l'anno scorso, le addizionali IRPEF. Invece, per quanto riguarda le tariffe sui rifiuti, la Tari, noi avevamo fatto un consiglio comunale a fine giugno dove in teoria andavano approvate queste tariffe perché la scadenza prevista era per il 30 di giugno. In realtà noi abbiamo fatto la convocazione, le tariffe
non erano ancora arrivate, sono arrivate sostanzialmente il giorno prima del Consiglio, ed è arrivata anche la comunicazione che venivano prorogate al 31 luglio. Quindi per prenderle in mano e valutarle con una certa... con un po' di tempo, anche dando il tempo agli uffici, insomma, di valutarle, di prenderle in mano, abbiamo prorogato al 31 luglio, quindi da quel punto di vista lì non abbiamo ancora stabilito le tariffe e neanche le riduzioni, perché erano da stabilire anche le riduzioni. Sì, sui lavori che riguardano un po' l'edilizia privata avete messo mano al PRG oppure no ancora? No, piano regolatore, noi avevamo già detto in campagna elettorale, non ci saranno ampliamento di zone residenziali, semmai si andrà a completare quelle già urbanizzate, ma non a estenderle. Questo era il nostro obiettivo e quindi questo resterà il nostro obiettivo. Ecco, qualche opera importante, mi pare, il Mulino di Basaldella sta prendendo corpo, anche questo, mi pare, sarà un Allora, centro vita, no? Allora, tra le opere che stiamo, intanto stiamo mettendo, adesso stanno per consegnare il fine lavori della scuola dell'infanzia di Campoformido, dove è stato necessario il consolidamento sismico. Abbiamo aggiunto 300.000 euro rispetto alla cifra iniziale prevista per smantellare tutto l'amianto che c'era sotto il pavimento, per rifare i bagni e per dare quindi agli utenti una scuola che sostanzialmente sarà nuova. Lei ha citato il mulino di Basaldella. Il mulino di Basaldella vogliamo che diventi il fiore all'occhiello del comune di Campoformido, perché è una struttura veramente favolosa, in quanto il mulino funziona ancora, cioè le pale girano e si vede proprio tutto il movimento all'interno. Tra l'altro la pista ciclabile di cui parlavo prima, in collegamento con Pozzuolo, passa proprio di lì, abbiamo proprio deciso di farla passare da lì, in maniera tale da proporre questo centro come posso dire, come anche un centro di visite, e quindi se ci passa la ciclabile ancora meglio, perché il turismo lento è quello che forse più predilige questi tipi di luoghi, no? Senz'altro, lo dico, una bella idea questa. Esatto, insomma ci sono dei progetti che magari adesso non mi sento di svelare, comunque il centro visite, a parte per il turismo lento, ma anche per le scuole, stiamo studiando tutta una serie di accorgimenti anche per evitare i costi di gestione dell'apertura, perché so che in altri paesi è prevista un accesso, diciamo, libero, non lasciandolo libero, ma ovviamente facendo tutta una serie di accorgimenti che permettano alle persone di poter accedere senza che ci sia una persona fisica lì a farli entrare. Adesso stiamo studiando anche questa opzione. Un'altra cosa che mi premeva di dire: sono partiti proprio questa settimana i lavori di asfaltatura delle strade che Ufficio Tecnico e Polizia Locale hanno individuato come quelle a priorità 1. Adesso stanno lavorando nella frazione di Bressa e sono partiti con le asfaltature proprio questa settimana. Oltre a questo, sempre nella frazione di Bressa, perché era quella che richiedeva meno interventi e quindi si poteva partire già subito, era iniziato già a fine 2020 il primo lotto di efficientamento energetico. Sono stati cambiati i corpi illuminanti, adesso verranno cambiati i corpi illuminanti mettendo appunto questa nuova tecnologia LED, quindi a basso consumo, in tutta la frazione. Bene, Quindi faremo fare un buon lavoro. Ecco, come siete con le risorse del personale? Avete un po' di turnover anche voi? Ora, siamo ancora un po' in crisi, perché ci sono stati dei pensionamenti, ci sono stati delle richieste di mobilità, però abbiamo fatto già 2 assunzioni, una l'anno scorso
allora parliamo solo di personale, diciamo, amministrativo, chiamiamolo così. Abbiamo fatto già 2 assunzioni, una per quanto riguarda il servizio scolastico e la segreteria. Adesso, col 1° di agosto, faremo altre 2 assunzioni nell'ufficio tecnico, dove anche lì ci sono stati dei pensionamenti. E per quanto riguarda la polizia locale, è arrivato il primo agente ancora l'anno scorso e adesso è in corso il bando per il 4º agente, che sarebbe quello l'ultimo mancante. Quindi io confido che insomma, per settembre-ottobre avremo anche l'ultimo agente. Insomma, stiamo lavorando. Piano piano sta venendo Sì, 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 sì. Ecco, caro sindaco, ci sono eventi particolari quest'anno qui a Formido, non so, con le associazioni locali o quant'altro, insomma. Sì, allora, quest'anno, allora, l'anno scorso abbiamo deciso di non fare proprio niente. I rischi erano così alti che abbiamo deciso, insomma, anche in accordo appunto con le associazioni. Quest'anno invece verrà proposto un calendario di eventi che vanno dal cinema all'aperto piuttosto che allo spettacolo teatrale ed altri tipi di eventi, che si chiama Estate Campo Formidabile. Veniva già fatta una manifestazione Campo Formidabile presso la Boschette Furlane. Invece quest'anno la Proloco di Campoformido ha noleggiato un tendone e quindi presso la sede della Proloco, nel cortile retrostante le ex scuole elementari di Campoformido, abbiamo questo tendone e abbiamo questo calendario di appuntamenti. Siamo contenti perché la gente ha bisogno di uscire, poi sinceramente d'estate uno ha piacere di stare fuori, no? A prendere un po' di fresco, a vedere qualche faccia nuova. Siamo stati così tanto chiusi che io credo che sia necessario cominciare un po' a socializzare di nuovo, insomma, no? E via con le mascherine. Ecco, caro sindaco, in conclusione di questa bellissima chiacchierata, sempre piacevole con lei, no? Un voto, diciamo un voto al governo, un voto alla regione, così. Allora, un voto al governo. A me sinceramente piace molto. Io sinceramente quando vedevo tutto questo susseguirsi di PCM, che eravamo lì la sera, la notte a leggere per sapere l'indomani cosa ci si sarebbe aspettati, avevo sinceramente pensato forse Draghi sarebbe l'unico che ci può salvare. È accentrato. Quindi quando ho sentito Draghi ho detto mi si è esaudito un sogno. Il generale Figliuolo cosa vuole che le dica? Mio marito è un ufficiale dell'esercito, quindi quando vedo divise io mi sento sicura e protetta e credo che stia facendo molto bene. Quindi, bene. Allora non dico 10 perché sa, tutti si possono sbagliare, però insomma un 9 io glielo darei. Alla regione? Anche perché secondo me, a parte che il fatto la nuova nomina di Federica al Consiglio delle Regioni ci fa veramente molto orgoglio, no? E quindi anche la Regione io mi sento di appoggiare le loro scelte, perché vi dico la verità, veramente siamo in prima linea ed è difficile decidere. Quindi anche prendere delle decisioni bisogna avere molto coraggio. Devo dargli un voto per premiarli perché lo meritano. Bene, grazie Sindaco per questa bellissima chiacchierata. Naturalmente lei è sempre così disponibile, per cui la richiameremo ancora magari più avanti e quando ci sarà qualche altra novità per Campoformido. Quindi auguri a tutti i cittadini di Campoformido e alla sua amministrazione.